Lina umbi. Comunque. Che te vuoi più? Munuma, Yakise. Ugoba Aita, Araki Orera. Ose Korike. Iva, Muririro, Yoronaki. Tu io. Tu captondo, tu samonakai. Tu samonakai. Sono un signore, è il mio quarto film e è una storia ambientata in un altrove, nella storia siamo in Africa, nella realtà siamo a Cuba. Pero todo es completo, todo así, o no hay una pausa entre uno y otro. Guaio, faccia fatica! Guaio, faccia fatica! Ed è una storia dove i quattro protagonisti, un marittimo che sarei io, una parrucchiera napoletana che è Veronica Mazza, e due biologi marini che sarebbero Francesco Panofino e Giorgia Surina, Giulio e Mirella nella storia, si ritrovano incredibilmente proiettati in un'avventura, anzi in una disavventura internazionale. Vengono rapiti da un gruppo di pirati sulle coste dell'Africa e il loro sequestro evidentemente diventa un caso internazionale. E questa strana comitiva sarà particolarmente divertente perché i personaggi, come spesso accade nei racconti comici, sono inadeguati a fronteggiare le difficoltà della situazione. Che per colpa di tuo cognato? E siamo noi! Eccoci! Cifra richiesta per la nostra liberazione è di 15 milioni di euro. State bene! Cioè, ti ricordi? La ricotta è importante! Nosotros stiamo girando questo film in Cuba. È un film molto divertente, avventura a cui auguro tutto il bene possibile. Che dicono qui? La Ciglia che dice? Lasci stare. Il mio personaggio è abbastanza divertente, spero. Burrascosa, incredibile, intensa storia di questa donna. Solo lui, Stefano. E io sono il personaggio su cui ruota tutta la storia, diciamo. Sono il perno della vicenda, lo snodo. Hasta la vista! Hasta la vista! Questa è l'atmosfera sul set. Degli altri attori non mi chiedete niente perché erano comparsi che passavano, manco mi ricordo i nomi, bravi, ma non mi ricordo i nomi. Giorgia Surina. Francesco Pannofino. Veronica Mazza. Edoardo Tartaglia. È tutto su di me. Quindi sicuramente un film di azione, un film di avventura, un film rocambolesco, ma un film come al solito, spero, anche molto divertente. Tenga bombe davanti! Siamo meglio. E emozionante la speranza di ogni autore che si rispetti. Tante buone cose. Questa è Amalia. Là c'è una mezza prole. Marco. Scusate l'interruzione, vogliamo parlare di questa vostra Miss Caraibica? Ragazzi,
Anzi, i Caraibi d'inverno sono fantastici.